Prima muore il padre per arresto cardiaco, poi il figlio in ospedale per complicazioni legate a delle patologie respiratorie. Un atroce destino, quello toccato da una famiglia agrigentina, quasi interamente spazzata via nell'arco di poche ore. Una storia che lascia di stucco. Aveva 70 anni l'uomo colpito da un infarto fulminante nella mattinata di sabato scorso. La moglie dell'uomo, preso atto del decesso, ha pensato di recarsi in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento dal figlio, ricoverato per delle patologie come detto respiratorie, per comunicargli la scomparsa del padre. E lì il colpo di grazia. Signora, suo figlio è morto pochi minuti fa. Con queste parole un'infermiera ha inferto un ennesimo dolore alla già provata donna, che si è ritrovata con due lutti sotto lo stesso tetto. Agghiacciante. La donna, tra l'altro, non avendo risorse economiche tali da organizzare funerali, ha chiesto aiuto alla propria cerchia di amici e tra questi il consigliere comunale Giuseppe Di Rosa, che ha informato il primo cittadino di Agrigento, Marco Zambuto, del drammatico episodio. Il sindaco ha immediatamente chiesto aiuto al titolare della Europa Costruzione Salvatore Danna, responsabile del cimitero di Pianogatta, che nonostante i pessimi rapporti con l'amministrazione comunale ha messo subito a disposizione due loculi per la sfortunata famiglia agrigentina colpita da queste tristi e repentine perdite, lasciando la cronaca. Tra il cimitero di Pianogatta e il comune di Agrigento vi è una vera e propria guerra. Danna ha chiesto numerose volte incontri all'amministrazione comunale per affrontare e risolvere tutte le problematiche ancora irrisolte. Nodo cruciale della vicenda è il costo della bonifica della zona del cimitero, che durante il secondo conflitto mondiale venne interessata da numerosi bombardamenti da parte delle truppe alleate, che hanno reso quei territori potenzialmente contenitori di materiale inesploso. Il costo della bonifica, secondo la convenzione, spetterebbe al comune, che dichiara di non poter affrontare attualmente la spesa. L'Europa Costruzione aveva chiesto di anticipare circa 200.000 euro necessari, senza però alcuna risposta.